Bella a tutti ragazzi, questo è un nuovo video, il primo video che faccio da solo a casa mia e farò una sfida inventata da me, una sola sfida inventata da me e consiste in entrare in Forza Encudo e fare il giro di 5 volte, 6 volte di tutto il campo senza morire e poi scappare con un jet. Poi volevo parlarvi di Titanfall. Avevamo promesso di fare 2 video, però a causa dei problemi di salute di Cross ne abbiamo fatto solo uno e il secondo lo faremo poi quando torno in salute. E adesso volevo parlarvi di questa serie che farò delle sfide inventate da me e voi potrete commentarli e dare degli spunti e potete decidere se mandare avanti la serie o no. E poi farò oggi il day one di Destiny, perciò io prendo Destiny e ci farò una serie sopra. Io ho già fatto la demo, perciò so di cosa parla e io appena metto il gioco inizierò a registrare, perciò lo faccio per voi e lo faccio per voi anche se siete pochi, però spero che se ne iscrivano altri per aiutarci a ingrandire il canale. Perciò adesso parto. La sfida consiste, ve lo ripeto, in entrare in Forza Encudo, eludere la sorveglianza. Scusate anche per il mal di gola. Comunque entro, se riesco a entrare al primo colpo invece no, sì, no, forse. Forse. Dai. Allora consiste in fare un giro, 6 giri di Forza Encudo e sopravvivere e poi prendersi un caccia e scappare. Il video potrebbe anche, appena arrivo qui, davanti a quella è un giro. Se si muore la sfida viene fallita e faccio un deathmatch a squadre. Il video durerà almeno 20 minuti, almeno dai 15 ai 20 minuti e adesso iniziamo. Vediamo un po' se riesco a non prendermi una cannonata lì, perché ci avevo già provato a fare questo video, però non avevo ben capito, non avevo ben capito merda. Oh merda! Ma fanculo, no! Ma subito sono usciti! Ma dai! Prima non c'erano i carri armati, sono usciti al sesto giro, sti cazzi. Vabbè, ora ci proverò di nuovo, però stavolta con non so, la moto. Some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll get there as soon as I can. Ieri avevo fatto una cosa fighissima che consisteva in arrivare a Forza Encudo da casa e a Forza Encudo evitando tutti con la bicicletta e salire su Forza Encudo. Io ce l'ho fatta. Alla prima volta avevo la bici da 10.000, soltanto che un coglione in carro armato me l'ha distrutta, un giocatore. Non moto. Usiamo questa. La Bravado, che io ancora i nomi devo impararli. Oddio, ve lo immaginate mandare il meccanico in bicicletta? Questa non è modificata,
Bello che ieri giocando avevo 100.000 dollari e il bello che li ho spesi tutti su una macchina da 0 dollari, che sarebbe una macchina da rally, dovrebbe essere una macchina da rally. Comunque siamo quasi al primo giro. Ma vaffanculo! Lo sto schivando, ora mi prendono in pieno. Più. Beh, comunque adesso io farò una serie su GTA che uscirà almeno un video ogni 3 giorni, dipende dalla connessione se me li carica. Io oggi ne faccio uno, domani ne faccio un altro e poi voi inizierete a commentare dicendo le sfide, cioè le sfide. E io dovrò farle, tipo vai sul Monte Chiliad con un camion e buttati, oppure sfide più proprio vaffanculo, ma dai, non mi hai preso, o forse sì, vabbè, io non riesco a farmi 5 giri. Ok, ora chiamo il meccanico sempre come prima e mi faccio spedire un'altra macchina. You need something, huh? One of your rides? Let me know. Facciamoci allora 2 minuti I'll e get poi back to it then. tra 2 minuti e qualcosa. Allora adesso devo almeno entrare. Perché passano solo militari? Ah, ok. Ah, comunque sempre come ho detto prima, se volete potete iscrivermi alla mia crew e quella di Pros e poi possiamo live, no, perché ancora non abbiamo roba per fare i live, cioè videocamera, poi non abbiamo abbastanza iscritti per farli e non immagino ne avremo abbastanza entro un anno, almeno un anno dobbiamo arrivare ai 1000 iscritti. Vabbè, usiamo la mini, proviamo con la mini. Questo video è già 8 minuti, perciò arriviamo almeno ai 20, come ho detto prima, almeno ai 20 minuti, e poi la prossima volta, se non mi date altre sfide o non me ne vengono altre in mente, riproverò con questa. Basta. Some wheels? I can bring them around. 30 secondi, boh, cosa faccio in 30 secondi? Spacchiamo a merda sto. Okay, I got stuff to do. Bruciamo le prove, non si sa mai. Ora il fottutissimo meccanico può arrivare, sti cazzi, cioè. I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll bring it by. Quello che mi passano davanti non mi vedo. Dai.
Mi hanno visto. Questo mi pare cegliabile, le ruote antiproiettili. Boh. Comunque non ci mettono mica filo spinato o corda chiodata. Come cazzo si chiama? Merda, non ce la fa. Ah. Comunque penso che quest'auto è abbastanza figa per essere un'auto di basso livello, cioè quelle lì non costose, cioè non leggendarie, della classifica leggendaria. Cioè come cazzo si chiama? Boh. Cosa? Prima ci sono stato 5 minuti nel cespuglio e non passavano. Ma porca! Au. Beh, la sfida è sempre come quella di prima. Finché non finisco le auto ci provo. Ok. E poi vi saluto appena provo quella moto, ok? Comunque questo video lo farò abbastanza lungo perché è il primo video, poi vedremo entro quanto lo caricherà. Oggi è il 9 e vedremo quanto lo carico appena lo finisco, lo metto a caricare e vedremo. Un merda. Ma vaffanculo, come cazzo è possibile? Ah. Cioè, carro armati di merda. Sì, tutte storie. Tipo, perché è stato fatto ruba un carro armato. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? Alright, I'll get back to work. Dobbiamo chiamarla Mary Webber. Mai chiamata. Meriwether Security Consulting. How can I help? No. Goodbye then. Non posso ancora chiamare l'elicottero. Ora sono già 13 minuti. Perciò farò ancora. Proverò a fare tutte e tre le auto.